continua questo ciclo di incontri proposto dall'oratorio. Questa sera sempre si è parlato di educazione partendo da uno spunto originale, partendo da Pinocchio. Cosa ha da insegnare Pinocchio sull'educazione? Tutto, perché dice la verità fondamentale dell'uomo e della sua sete di infinito, della sua fame di parole vere. Pinocchio è in qualche modo il rappresentante, la figura, la metafora di tutta l'umanità, quindi di ciascuno di noi, nel proprio desiderio di compiersi, di essere felice nella vita. E lo racconta in modo meraviglioso, dietro il linguaggio della fiaba, racconta la storia dell'umanità così come la tradizione cristiana ce l'ha consegnata, e cioè racconta di un uomo fragile, debole, ma destinato a cose grandi, destinato in particolare nel finale glorioso a rincontrare il padre che l'ha chiamato alla vita, l'ha chiamato all'essere, con tutto quel che di contraddizioni, errori e correzioni ci può stare nella vita di ciascuno, quindi un grandissimo libro di pedagogia. Tornando invece per un secondo alla questione padri-figli, questa sera diceva non è colpa dei figli se questa generazione è così, è colpa dei padri. Cosa hanno sbagliato questi padri? Hanno pagato anche loro sulla loro pelle le conseguenze di una cultura che viene da lontano. Diciamo che se una colpa c'è è quella di essersi accontentati, cioè l'abbassamento della soglia del desiderio è forse la caratteristica di questa nostra cultura, dove i padri hanno delle responsabilità gravi, cioè ci si è accontentati invece che cercare di essere e insegnare ad essere contenti davvero. Essere contenti è correre verso cose grandi, accontentarsi è il contrario, correre, accontentarsi di cose piccole. Questa è forse la nostra colpa. C'è sempre tempo per cambiare. Sempre, in qualsiasi momento, a 0 anni o a 100, si può sempre cambiare, altro che.